Il Consiglio regionale ha avviato una ricerca degli ultimi 10 anni. Curzio Pettenò. In 10 anni, per sostenere le piccole imprese venete, anche quelle dell'artigianato e del commercio, la Regione ha investito circa 400 milioni di euro di proprie risorse. Quasi 20.000 le aziende che ne hanno beneficiato. L'osservatorio della spesa del Consiglio regionale ha avviato adesso un'analisi sul funzionamento dei fondi di rotazione per le imprese in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Padova. Una somma di dati utili a capire l'efficacia del sostegno alle imprese che con la crisi di una situazione economica ben differente da anni fa stanno attraversando momenti difficili. Dalla ricerca, annota il Presidente del Consiglio, Clodovaldo Ruffato, emerge che l'88% delle imprese ha utilizzato i finanziamenti per investire e innovare, solo il 12% per ristrutturare il debito e allentare il cappio verso le banche. Lo studio, coordinato dall'economista Carlo Buratti, ora proseguirà per capire quanto e in che maniera gli aiuti pubblici possono far da leva per il tessuto imprenditoriale veneto. Per fare degli investimenti selettivi, seri, per creare occupazione, per dare la possibilità alle imprese, a quelle nuove, a quelle giovani, a quelle femminili di investire, di crescere e soprattutto di crescere in determinati settori anziché in altri, perché i soldi che noi come Regione, come Veneto Sviluppo diamo, devono essere soldi che vanno a beneficio di tutta la comunità e non solo di quelle imprese. Parliamo del trasporto ferroviario e dei problemi dei pendolari ormai all'ordine del giorno. Ebbene,